Bene, un buongiorno a tutti. Oggi presentiamo un libro che più che parlare di medicina parla di noi, di come ci incontriamo quando la salute vacilla. Io sono un po' raffreddato perché sabato ho preso un po' di freddo. Di come ci ascoltiamo quando la paura prende il sopravvento, di come costruiamo la fiducia. Il volume dell'amico Claudio Ronco, Il medico che vorrei avere, nasce con una promessa semplice e potentissima: riportare serenità nel rapporto tra medico ed ammalato, attraverso esperienze, aneddoti maturati in oltre 50 anni di professione. Non un saggio, non un'autobiografia, ma un invito pratico a guardare l'un l'altro dal punto di vista dell'altro, perché da quella reciprocità nascono umanità, professionalità e dignità. C'è un sottotitolo che è un manifesto: da Ippocrate al futuro, l'alleanza tra medico e paziente sarà l'unica forza che potrà salvare la sanità italiana. Non è retorica, è la bussola che questo libro rimette in mano a tutti i professionisti e cittadini, ricordandoci che la malattia è una schiavitù subdola che si combatte con un'alleanza vera tra curante e curato. Per capire il peso di queste pagine basta voltarsi un attimo verso il suo autore. Claudio Ronco è un medico e docente universitario, scienziato rigoroso, con 1890 pubblicazioni, di cui 1560 indicizzate su PubMed, 94 libri scientifici e un H-index di 148. Il volume è introdotto dalla prefazione di Silvio Garattini e, accanto al rigoroso scienziato di cui scopriamo lo scrittore per mazzanti libri, ha firmato titoli come Ombre della Luna, Una sera al bar, Echi delle montagne, 50 favole per Mariví, Giri su Do e Sci, un curriculum impressionante messo al servizio di una lezione di semplicità. Che cosa ci chiede in fondo questo libro? Due movimenti speculari. Al medico chiede un passo verso il paziente, più ascolto, più tempo qualitativo, più chiarezza nel dire e appunto anche la capacità di vedere la persona intera dietro al referto. Al paziente chiede un passo verso il medico, consapevolezza della complessità del curante, partecipazione attiva alle scelte, responsabilità nel raccontarsi. Solo così la cura non è di qualcuno su qualcun altro, ma con qualcuno per qualcuno. Viviamo in un'epoca in cui la tecnologia è straordinaria, è indispensabile e tuttavia nessun algoritmo o di intelligenza artificiale può sostituire il conforto di una mano, nessuna risonanza magnetica può rimpiazzare la dignità di un colloquio fatto bene. Le linee guida sono fondamentali, ma la linea della vita di una persona chiede anche discernimento. Questo libro ci ricorda che la medicina è scienza, che diventa arte nel momento in cui incontra una storia. Mi ha colpito la concretezza con cui l'autore indica benefici per entrambi i lati del lettino. Al giovane medico che dice: queste pagine possono offrire spunti per un'autocritica feconda e per un cammino di crescita come uomo e come professionista. Al paziente promettono di far sentire un po' meno solo e di incoraggiare e diventare parte attiva nella gestione della propria malattia. È un patto non scritto. Lavoriamo insieme perché il vero nemico non sono le persone, sono le malattie. Da Veneti, nella terra che ha dato alla medicina pagine altissime e una scuola clinica celebre per rigore e umanità, questo appello lo sentiamo molto vicino. Ma il messaggio va oltre ogni confine, riguarda gli ambulatori di paese e i grandi ospedali, le corsie e le case, i professionisti alle prime armi e quelli che hanno i capelli bianchi. Riguarda anche l'università e la formazione continua. Saper fare diagnosi è imprescindibile, ma saper fare alleanza è ciò che spesso decide l'aderenza alle cure e la qualità di vita, la fiducia nel sistema. C'è anche una critica onesta, costruttiva. Quando i processi si fanno labirintici e il linguaggio si fa oscuro, quando le liste d'attesa mordono, quando la burocrazia invade i minuti di visita, la relazione si assottiglia. La proposta è chiara:
restituire centralità al tempo di ascolto, coltivare la comunicazione come competenza clinica, lavorare per la continuità delle cure e non per silos, misurare l'esito che conta al paziente, non solo l'output da reparto. È un'agenda esigente ma possibile e comincia qui e ora da ciascuno di noi. Permettetemi una parola ai due pubblici che oggi siedono fianco a fianco. Ai medici, non abbiate timore di portare nel camice la vostra umanità. Non è un cedimento, è una risorsa clinica. A chi vive la malattia, abbiate il coraggio di farvi ascoltare, di fare domande, di dire non ho capito, il vostro racconto è parte della terapia. Il pregio del libro di Claudio Ronco è proprio questo, non ci indica un altrove ideale, ma un qui praticabile, non ci fa la morale, ci offre un metodo fatto di piccoli gesti ripetuti, di parole scelte con cura, di sguardi che non sfuggono e ci ricorda che la sapienza antica dei medici è con la tenerezza di chi ha visto tanto che curare è sempre anche aver cura. Concludo con un augurio che è anche un ringraziamento. Grazie professore per aver trasformato mezzo secolo di clinica in un dono condiviso. Che questo libro diventi nelle nostre mani ciò che promette di essere, un manuale di civiltà per il tempo della fragilità, un ponte di chi cura e di chi si affida, una piccola grande riforma quotidiana della sanità che parte dalla relazione di entrambe le parti. Buona lettura a tutti e un buon lavoro insieme. Cedo la conduzione della giornata a Cortese che anche dal punto di vista giornalistico ma soprattutto umano, anche lui una grande persona. Giandomenico, prego. Grazie Presidente. Credo che la illustrazione che dimostra un'attenta lettura di questa ultima fatica del professor Claudio Ronco sia la dimostrazione non solo che lei ha letto con puntualità e con puntigliosità questo saggio, ma ci ha dato proprio anche una recensione che diventa un motivo in più per diffondere e consentire un dialogo del professor Ronco attraverso le sue attività con la sanità, ma con l'intero mondo di questa nostra regione. Siamo a Palazzo Ferrofini, nel cuore della civiltà veneta. E allora credo che sia importante un'aggiunta alla attenta riflessione che ha fatto il Presidente Ciambetti prima di dare la parola al professor Ronco e con la capacità che ha a farci e veramente educare, formare anche per gli atteggiamenti che possiamo e che dobbiamo intraprendere per vivere meglio la realtà dei nostri giorni. Intanto diciamo che la sanità è una leva per lo sviluppo, oltre che una organizzazione per il nostro benessere. Il Veneto ha dato alla sanità italiana, che è regolamentata solo dal 1861, quando con un regio decreto è stato istituito a livello nazionale un dipartimento, una direzione che si occupasse della sanità. Ma è dopo la Seconda Guerra Mondiale che è stata strutturata anche con un ministero della salute prima, della sanità poi, che ha visto 4 veneti impegnati in ruoli veramente importanti. Ricordo l'onorevole Luigi Gui, il primo ministro della sanità veneto, Luciano Dal Falco, poi la indimenticata Tina Anselmi, alla quale si deve anche la riforma e l'inizio veramente del Servizio Sanitario Nazionale, e poi l'ultimo ministro veneto, Costante Degan. Dopodiché il ministero è stato sempre affidato ad altri italiani e non più veneti, ma la sanità nel Veneto, lo possiamo dire da Palazzo Ferrofini, è certamente un punto di riferimento. Non voglio dare aggettivi se non quello del singolare, perché merita di essere guardata con particolare attenzione. Ma veniamo al libro, a questa ultima fatica, ha ricordato
prima il presidente Ciambetti un lungo elenco di opere che il professor Ronco ha realizzato per noi. Adesso praticamente riesce a offrirci un libro all'anno, spaziando dai romanzi ai saggi, dal connettivista che è proprio legato anche all'attività della sanità e soprattutto è stato un'antologia per i giovani medici quando il professor Ronco era docente all'Università di Padova, a quest'ultimo che ha, come è stato ricordato dal presidente Ciambetti, un titolo che è davvero interessante ed emblematico, che è osservato con particolare attenzione per le sfaccettature e le sfumature che offre. Nella copertina del libro, come vedete, c'è anche un nodo che stringe ma non opprime il caduceo, ed è un nodo che un marinaio, un uomo di mare come anche il professor Ronco, tra le sue tante discipline che lo appassionano e lo coinvolgono, è un nodo da marinaio, e come sapete i nodi di marinai sono particolarmente rigidi e fissi, ma anche leggeri dallo sciogliere. È un po' che è la traccia di questo libro, di questa pubblicazione, che è una autobiografia, ma è soprattutto una biografia di sentimenti e di esperienze che in oltre 50 anni di attività il professor Ronco, nipote, figlio di medici, padre di medici, ha vissuto nella sua esperienza di medico, e dalle prime attività che ha svolto nel territorio vicentino a quella azione che sta oggi davvero offrendo alla umanità. È appena tornato da un lungo viaggio in Estremo Oriente, dove la sua saggezza, ma la sua esperienza è stata particolarmente apprezzata. Il libro è veramente, come ha detto il presidente Ciambetti, ma come ha scritto anche nella prefazione Silvio Garattini, è una occasione per entrare con determinazione nel mondo della sanità, guardando e offrendo risvolti per il paziente, ma per il medico, per la politica, la classe politica che deve regolare e regolamentare questo mondo, e soprattutto per gli operatori. Ed ha un termine che Gian Antonio Stella, in una brillante recensione che ha fatto sul Corriere della Sera, riassume in 2 parole. La prima è ascolto. Stella ha contato quante volte in questo libro la parola ascolto, l'impegno all'ascolto, è stata sottolineata dal professor Ronco. Decine e decine di volte, più di 40 volte si parla della necessità di ascolto. E una seconda parola che mi porta a fargli anche la prima domanda è quella di entropia, empatia. È l'elemento che è mancato in tutti questi anni di trasformazione dell'attenzione anche del pubblico alla sanità, professor Ronco. Ascolto e empatia. Beh, allora intanto buongiorno a tutti, grazie al presidente Ciambetti per questa ospitalità che è diventata quasi una tradizione ormai. I miei libri presentati in Consiglio regionale assumono un aspetto ancora più, direi, ufficiale, ancora più prezioso, proprio per questa attenzione che la Regione Veneto ha voluto così accordarmi. Grazie, perché in effetti sono ormai 50 anni che così calco le scene nel mondo della sanità, e nel mondo della sanità veneta, che mi fa un po' definire glocale, no? Un po' vicentino e un po' cittadino del mondo, e questo però porta a delle esperienze importanti, perché alla fine consente di sempre comparare quello che abbiamo rispetto a quello che c'è nel mondo e cercare di portare qualcosa di buono che c'è nel mondo anche a casa. Beh, sul problema dell'empatia e sul problema dell'ascolto vorrei fare una sorta di introduzione proprio
su quel nodo che caratterizza un pochino la copertina del libro. Quando ero giovane, e giovane medico soprattutto, se mi avessero chiesto ma tu preferisci un medico bravo o un medico simpatico, avrei risposto io voglio essere un medico bravo. Diventando vecchio ho scoperto che un medico bravo può essere anche simpatico, non è binaria la cosa, per cui tra l'altro la bravura diventa più sferica, diventa più universale nel momento in cui alla diagnosi tecnica della malattia si aggiunge la diagnosi umana e la dimensione umana nel contatto col malato. Questa è la verità. E qui il problema è proprio quello dell'ascolto, no? Perché a un certo punto noi medici siamo un po' sempre di corsa, siamo esseri umani, abbiamo da pagare l'affitto, abbiamo l'idraulico che deve venire, abbiamo i bambini da andare a prendere a scuola, quindi non è che non abbiamo altre problematiche, però quando siamo in ospedale, in ambulatorio, dovremmo essere al 100% dedicati, e qui c'è tra l'altro una responsabilità proprio del politico, del decisore, nel cercare, secondo me, di rendere la posizione di questo medico il più serena possibile in modo che lui possa dedicarsi al 100% all'ammalato. L'ascolto richiede tempo e spesso il tempo manca. Però il tempo non è fatto solo di minuti, è fatto di qualità. E una persona che ti ascolta la vedi subito se quando gli parli guarda l'orologio ogni 2 minuti, sfoglia il telefonino, guarda in giro, eccetera, oppure ti guarda negli occhi, e questo è quello che secondo me il medico deve fare. Però accanto al discorso quale medico vorrei, bravo o simpatico, e questo è il punto di vista del medico, vorrei anche sottolineare l'altra parte del nodo, l'altra fune rossa che c'è in questa copertina, ed è quella del paziente. Non è vero che il malato ha sempre ragione. Assolutamente. Il malato ha la sua problematica medica, ma non è detto che perché è malato debba necessariamente essere in una posizione di mancato rispetto nei confronti di altri malati che hanno necessità magari maggiori, mancato rispetto nei confronti del sistema sanitario che deve necessariamente avere a che fare con un sistema a risorse limitate. Cioè anche il malato ha la sua responsabilità e ha una dimensione decisionale che lo può portare a migliorare il rapporto della cura. E quindi questo nodo è un nodo che ha 2 parti ben precise, il medico e il malato, e questa è l'alleanza perfetta. Purtroppo qualche volta, come ha detto il presidente Ciambetti, questa alleanza viene in parte turbata da tempeste attorno a questo nodo marinaro, che sono tempeste burocratiche, economiche, politiche, che poco hanno a che fare in realtà col rapporto medico-paziente, però sono realtà di cui bisogna tener conto, perché col mare tranquillo sono tutti bravi a navigare, mentre nel mare in tempesta bisogna sapersi muovere, e lì questa alleanza è quella che tiene saldo quel nodo, che fa in modo che l'imbarcazione possa andare avanti. La struttura di questo libro è un libro edito da Mazzanti Editore, ha 270 pagine, una quarantina di capitoli, 42 per l'esattezza. Ogni capitolo è introdotto da alcune riflessioni, alcune frasi, e basterebbero queste a fare un'antologia se le estrapolassimo, perché il professor Ronco le ha cercate, queste intuizioni, queste riflessioni che introducono
l'espressione poi e la risposta ad alcuni dei titoli delle domande che ciascuno di noi si può fare. È un libro, come dicevamo, che ha la prefazione del professor Garattini, ma che il professor Ronco ha voluto introdurre proprio con istruzioni per l'uso, proprio per accompagnarci e guidarci nella lettura, o meglio nella risposta alle domande, che sono i titoli di questi capitoli, e sono tutti avvincenti. Molti derivano dalla sua esperienza diretta, altri dalla sua formazione, e da una formazione che va a raccogliere anche testimonianze e esperienze che continua a maturare proprio in questo dialogo con le accademie e le università che in tutto il mondo accolgono anche le lezioni e offrono al professor Ronco di ricevere lauree honoris causa un po' in tutti i continenti. Ma io vorrei tornare all'origine della sua passione per la scrittura. Il primo libro che ha scritto il professor Ronco si intitola Carpe Diem. Non è una frase, quella presa da Orazio, ma è la crasi, si può dire, l'acronimo della macchina che lui ha realizzato con i suoi collaboratori, cardio-renale, per la terapia, per la dialisi fatta per un bimbo appena nato neonatale. E in quella occasione, raccontando di un'esperienza scientifica, c'è anche tutta la sua passione per la comunicazione, per il fatto che sono i libri quelli che rimangono a testimoniare anche un impegno di ricerca e di riflessione. Ecco, professore, istruzioni per l'uso. Come dobbiamo prendere in mano questo libro e sfogliarne i capitoli? Beh, allora, va detto che quando hai 40 anni e scrivi un libro di medicina, scrivi un libro per far vedere che sei figo. Quando ne hai più di 70, scrivi un libro per farti capire. Ho avuto questa esperienza molto bella, simpatica, quando finalmente, dico finalmente perché la battaglia per diventare universitario non è stata così semplice e serena, ma quando sono diventato professore universitario a Padova, l'editore PC mi ha chiesto di scrivere un libro di medicina in italiano, cosa che non facevo da tanti anni, per gli studenti di Padova. All'inizio ero titubante, poi siccome l'entusiasmo non mi manca, alla fine sono stati 4 i libri che ho scritto per quella collana. E tutti quelli che hanno recensito questi libri hanno scritto: sono dei libri in cui chi legge non si sente solo. Perché inizio il libro dicendo: quando sono entrato in sala dialisi, che ero giovane, avevo una paura fottuta, perché non sapevo dove erano i bottoni, cosa fare, eccetera. E quando uno studente inizia a leggere un libro così e sente che quello che lui considera il suo mentore, il suo professore, aveva la stessa paura che oggi lui ha, prosegue nella lettura imparando i concetti, ma imparando anche che avrà un suo percorso professionale, e quindi la comunicazione è un elemento fondamentale. Ogni anno, adesso a Padova fanno un corso in lingua inglese di medicina, ogni anno la professoressa che gestisce questa cosa mi invita di nascosto, devo dire la verità, poi vi spiego perché, mi invita di nascosto a fare la lettura così motivazionale per questi ragazzi. E vedi che i ragazzi bevono proprio, hanno una passione enorme nel sentire che cosa li aspetta e nel sentire anche quali sono dei consigli che gli puoi dare su come muoversi in questa professione che è molto complessa. Di nascosto perché, al contrario delle università straniere dove io continuo ad andare a insegnare, la mia università, quando sono andato in pensione, ha deciso che i sindacati si sarebbero offesi se un professore in pensione andava a rubare delle ore di insegnamento
quelli che sono naturalmente oggi in ruolo. E questo libro ha un po' il desiderio di dire: vabbè, io vi butto lì dei consigli, poi fatene quello che volete. Io penso che noi italiani siamo famosissimi per buttare nel cesso esperienze e valori che abbiamo maturato negli anni. Pensate quante persone formiamo e facciamo diventare medici che poi se ne vanno a lavorare all'estero perché noi magari qui non gli offriamo le stesse possibilità. La stessa cosa è le persone che cessano un'attività magari clinica, ma continuano un'attività di ricerca, eccetera. Sfruttiamole per la didattica, utilizziamo le esperienze. Questo al di fuori del fatto che qualcuno magari potrebbe insegnare la solita storia, ai miei tempi era così, noi eravamo colà. No, non è questa. 50 anni di esperienza, comunque, raccontati, anche 50 anni in 50 minuti, a volte sono un bagaglio importante. Dopodiché uno ne farà quello che vuole di questi consigli, ma siccome sono gratis, hanno un grandissimo vantaggio. Quando tu chiedi un parere a un medico per diventare consulente della regione, del ministero, eccetera, quel medico ha inevitabilmente qualche conflitto di interesse perché comunque deve procedere nella sua carriera, ha interesse a cercare di migliorare la sua posizione. Uno che ha 75 anni non ha più niente da chiedere e quindi i consigli diventano spassionati, diventano assolutamente liberi da qualunque conflitto di interesse, e questo secondo me è un aspetto fondamentale. Dopodiché non tutti i grandi scienziati sono bravi comunicatori e non tutti i bravi comunicatori sono grandi scienziati. Questo va osservato, distinto, con discernimento, ma i ragazzi oggi sono spesso più svegli di quello che si crede. Mi fa sorridere perché mi invitano spesso alla trasmissione Elisir di Mirabella, eccetera, ed è una trasmissione dove le cose che racconto le potrebbe raccontare, credo, il portiere del mio condominio di casa, voglio dire, nel senso che sono di una semplicità richiesta anche estrema. Ma vedete, la semplicità della comunicazione è un aspetto fondamentale di chi non ha bisogno di dimostrare nulla. Quando sei giovane tendi ad arricchire il tuo dire, la tua dimostrazione, eccetera, perché hai bisogno di far vedere che sai le cose. Quando hai raggiunto un certo livello non hai più bisogno di far vedere che sai, hai solo bisogno di far capire. Il libro è anche un audiolibro e questa è un'altra delle singolarità di questa pubblicazione. Cioè, collegandosi attraverso il QR code si ha la lettura delle varie pagine. Ma è un libro singolare, l'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto. Allora mi consenta 3 citazioni che implicitamente diventano anche una domanda. La prima è di Jorge Luis Borges, che dice: il mio orgoglio sta nelle cose che ho letto, ovviamente lette e digerite. E Francis Bacone nel 500 diceva: alcuni libri vanno assaggiati, altri libri vanno inghiottiti, pochi vanno masticati e digeriti. E infine una citazione che ha fatto e che ogni tanto ripeto Mario Rigoni Stern quando ha presentato uno dei miei primi libricini, rifacendosi a una frase del poeta toscano Giuseppe Giusti, ha detto: fare un libro è men che niente. Questo non è che sia men che niente il libro che stiamo presentando. Fare un libro è men che niente, ma quel che conta è che il libro trasformi la gente. Secondo lei, professore, questo libro può aiutare di più i medici o i pazienti? Ho paura che questo libro sia come l'intelligenza artificiale. Aiuta i bravi medici a diventare migliori e aiuta i cattivi medici a diventare peggiori. E il problema, secondo me,
per i malati è la stessa cosa. Quelli che hanno una predisposizione particolare a cercare di essere coinvolti in prima persona nella loro cura potrebbero averne dei vantaggi. Gli altri che invece si aspettano passivamente un trattamento esclusivo e basta, potrebbero non essere contenti. Io credo che dipende molto dallo spirito con cui leggi questo libro. Mario Rigoni Stern, che io conoscevo bene perché ero un ragazzino e per noi era uno che passava in paese e si salutava, si parlava, eccetera. Aveva una caratteristica importante, e cioè la semplicità della montagna, del paesino di montagna, in cui si dicono le cose come stanno. E io ho cercato di dire le cose come stanno. Sta poi a chi legge intravedere nei suoi atteggiamenti, nelle proprie azioni, laddove può aiutare a trasformare un pochino questa cosa. Ora, io sono meravigliato, per esempio, dal fatto che molti pazienti si lamentano delle liste d'attesa, ma veramente in pochi vanno a scavare e vedere quali sono le origini di queste liste d'attesa. Perché potrebbero fare molto, perché il politico è molto attento a quello che dice la gente. Ora, questa questione delle liste d'attesa, per certi aspetti, è una bufala colossale, che porta poi a dei danni pazzeschi, perché ci porta magari ad avere il più bravo cardiologo o cardiochirurgo che abbiamo in regione a fare l'ambulatorio per ore e ore, per smaltire le liste d'attesa, perché dobbiamo smaltire queste liste facendo visite che potrebbe fare un giovane medico che magari... E questo poi a scapito di chi ha bisogno di importanti interventi, eccetera, eccetera. Allora, ci vuole un appassionarsi, secondo me, anche proprio della gente comune, a fianco al medico, per cercare di far capire quali sono i valori all'interno della sanità. Noi per anni abbiamo avuto, ve lo dico girando il mondo, abbiamo avuto la sanità migliore del mondo. E in parte ce l'abbiamo ancora, però come avevamo le trattorie più buone del mondo e ci stiamo muovendo verso McDonald's, così anche la nostra sanità sta passando dalla sanità migliore del mondo verso una, come dire, un McDonald's, in cui c'è una prestazione, in cui c'è una transazione, ma manca dietro spesso la qualità. E questa qualità non viene a mancare perché non abbiamo professionisti bravi o altro, viene a mancare perché si generano dei meccanismi che hanno all'interno dei giganteschi conflitti di interesse. Gli Stati Uniti, da cui noi poi prendiamo sempre 10 anni dopo quello che loro hanno fatto. Cosa hanno fatto? A un certo momento loro avevano le assicurazioni. Tra l'altro, qui si potrebbe parlare per ore, ma gli Stati Uniti spendono di più di quello che spendiamo noi per il PIL, per la sanità, però coprono il 10% della popolazione, tutto il resto deve pagarsi le assicurazioni. Vero che pagano meno tasse, eccetera, ma comunque è così. Ma loro cosa hanno fatto? Le assicurazioni ingrassavano, fino a che hanno deciso di comperarsi gli ospedali. E a quel punto vi rendete conto che l'entità che prescrive, che fornisce la cura e che rimborsa la cura è la stessa. Quindi un conflitto di interesse clamoroso, incredibile. Per anni noi siamo stati fuori da questo conflitto di interesse. Abbiamo avuto una sanità eccezionale. Purtroppo questa oggi è anche massacrata da un aumento dei costi e anche da un aumento di prestazioni che vengono erogate a fronte di persone che non hanno mai sborsato una lira. Vi faccio un esempio: il nostro centro dialisi di Valdagno
ha al 90% extracomunitari come pazienti. Chiaro che se tu prometti una sanità fatta di cure a tutti, in un sistema a risorse limitate arrivi al break. E questo poi introduce il concetto che chi magari è un grande paladino della sanità sociale, eccetera, potremmo discutere poi su questo problema della commistione fra sociale e sanitario, che è stata una delle sventure nostre, secondo me, ma quando tu arrivi a quel punto fai il paladino di una cosa che poi diventa irrealizzabile e allora torni al fatto che poi chi ha il denaro può curarsi e chi non ce l'ha magari si trova in difficoltà ancora prima. Quindi c'è una necessità, secondo me, di far capire che il malato e il medico non sono uno contro l'altro. Negli anni siamo arrivati a questa bellissima conclusione che, per esempio, i sindacati degli infermieri hanno capito che la loro controparte non era il medico. Per anni c'era stata questa dicotomia infermieri e medici. Oggi si è capito che siamo dalla stessa parte. Sono migliorati gli aspetti culturali dell'infermiere, sono migliorati anche gli aspetti, chiamiamoli, di ridondanza elitaria da parte della classe medica, ma abbiamo capito che lavoriamo insieme e questo è fondamentale. Se noi riuscissimo a includere in questa alleanza il malato, forse chi decide poi potrebbe essere influenzato in maniera più positiva. Scusate, ho detto in 2 minuti quello che forse andrebbe detto in giorni, ma... È chiaro, siamo alla presentazione di un libro e avete sentito già nella presentazione del Presidente Ciambetti la varietà dei titoli che compongono il parterre dello scrittore Claudio Ronco. Io mi sono chiesto, quando si presenta un libro dobbiamo dire anche qualcosa sul chi è Claudio Ronco, l'autore di questo libro. Ho preso una lettera dell'alfabeto a caso, la lettera G per dire, e ho cercato quanti aggettivi che cominciano con la lettera G avrebbero potuto descrivere l'uomo geniale, gustoso, gastronomo, gioioso, graffiante, non ve li dico tutti 13, ma avrei potuto usare qualche giocatore di hockey, no? Perché sono tutte caratteristiche che hanno alimentato la vena del comunicatore Claudio Ronco. Lo avete sentito anche nella presentazione o nella risposta alle domande con cui abbiamo introdotto questo nostro incontro, qual è l'efficacia e la capacità di comunicazione del professor Ronco. C'è un libro, ma avete sentito, ha scritto di musica, ha scritto di sport, di giochi di infanzia, ha fatto un libro per festeggiare l'arrivo della sua prima nipotina, Maria Vittoria, che è veramente un libro da adottare per tutti i nonni, no? Che racconta le fiabe, le meraviglie della descrizione delle fantasie per i nostri bimbi. Ha scritto romanzi e ho appena saputo poc'anzi che ce n'è un altro in arrivo, ma spero arrivi nel 26, no? Ormai il 25 lo abbiamo esaurito con questo, per non avere troppa carne al fuoco, perché facciamo fatica anche a seguirlo nella sua produzione letteraria. Stamattina, venendo qua in treno, ho riaperto il libro e l'ho aperto a caso. La prima apertura è stata quella sul capitolo, professore, in cui si fa il riferimento al connettivista. Vuole spiegarci un po', che è il riassunto anche di una pubblicazione che quando è uscita avevamo consigliato a tutti gli allievi della facoltà di medicina. Mi permetta solo di aggiungere questo. Ho letto un'intervista ieri ad un giovane medico entusiasta e a un vecchio medico che ha 71-72 anni ancora sulla cresta dell'onda. Entrambi entusiasti nonostante tutto della scelta professionale, ma mi ha colpito
e arrivo al connettivista, che cosa ha detto il medico più anziano? Avevo 2 vocazioni quando ho scelto gli studi e soprattutto la mia attività professionale. Volevo fare il medico, se non fosse stato possibile fare il medico avrei voluto fare il maestro elementare. Allora, colgo l'occasione anche per spiegare come mai, perché voi avete sentito dal presidente Ciambetti 1800 pubblicazioni, 94 libri. Mio figlio è medico e ogni volta che scrivo qualcosa mi dice: ma sì, tomato, lo sento che dopo qualche disgraziaga da leggere ste robe. E mi rendo conto che la produzione sembra particolarmente feconda, ma io colgo l'occasione della presenza qua in fondo del professor Longo, che è un professore di liceo classico. Io ho avuto la fortuna di avere dei professori al liceo classico che mi hanno insegnato a mettere un soggetto, un verbo e un complemento oggetto al posto giusto. Tutto questo mi consente di scrivere direttamente in bella. Andrea Mazzanti può confermare, io gli mando un manoscritto che non rileggo. Poi lui aggiunge un po' di cose, virgole, eccetera, ma il vantaggio di poter immediatamente trasferire nella scrittura dei concetti ti dà quella freschezza, quella possibilità che devo ai miei professori del liceo. Quindi non mi stupisce che un medico intelligente dica che avrebbe voluto fare il maestro elementare, perché l'insegnamento è uno dei 3 pilastri fondamentali della grande medicina ed sono l'assistenza, sono la ricerca e sono la didattica. Ora, se uno non connette, e veniamo al connettivismo, queste 3 cose, vuol dire che non ha capito niente della medicina. Quando sento dei direttori generali che mi dicono: noi non siamo interessati alla ricerca perché siamo in un ospedale, vuol dire che non hanno capito niente, zero assoluto, perché una medicina fatta senza ricerca è una medicina che blocca la curiosità, e la curiosità è la prima dote di un medico. Una medicina fatta senza la didattica, e qui per fortuna pian piano stiamo arrivando all'integrazione nelle reti formative degli ospedali con le università, perché è fondamentale far vedere ai ragazzi e toccare con mano quello che facciamo, è importantissimo. Ora, il connettivista è una figura che mi è stata suggerita anni fa da un libro di fantascienza dove c'era un'astronave a bordo piena di scienziati e poi c'era questo personaggio che era uno scienziato nel nulla, se non nel mettere insieme le conoscenze dei vari scienziati. Ecco, lo sforzo che ho sempre cercato di fare nella mia vita, e l'ho trasferito in quel libro, è quello di cercare di mettere insieme le conoscenze delle varie discipline, portando gli specialisti al letto del malato, non mandando il malato alle diverse specialistiche. Questo ha creato quello che oggi in giro per il mondo viene chiamato modello Vicenza, che viene applicato in tantissimi posti al mondo, tranne che a Vicenza, tra l'altro adesso. Vabbè, ma questo nemo profeta in patria, anche Gesù Cristo è andato a Cafarnao per fare qualche piccolo miracolo, no? Però il concetto della connessione è parte del successo. Le reti neurali, i nostri nuovi computer lavorano con questa idea. I dati devono essere connessi, le conoscenze devono essere connesse, e quindi fare a ponte fra cardiologia, nefrologia, terapia intensiva è stato uno sforzo enorme, ma siamo andati oltre, abbiamo fatto ponti con la statistica, con la matematica, con la fisica, con l'ingegneria. La bioingegneria, quando io ho iniziato, mi davano per matto perché studiavo un po' di ingegneria. Oggi è alla base di tantissime progettualità. Quindi connettere è fondamentale. E questo, l'ultima cosa, è che connettere le passioni permette di fare sì che quello che uno fa ogni giorno alla fine lo porti a sera essendo felice e contento. Siamo alla conclusione di questo nostro incontro. Un'altra pagina che ho aperto per caso parla di etica ed estetica nella medicina,
È vero che la bellezza aiuta a curare le sofferenze? Assolutamente sì. Io ai miei ho sempre detto poveri ma non miseri. Nel libro Il connettivista descrivo la storia di un muro scrostato. Quel muro scrostato dipende dall'incuria di chi ha fatto le malte, di chi ha dato le tinte, di chi passando con un mobile lo ha strisciato e dell'idiota che ogni giorno ci passa davanti e non vuole sistemarlo. L'estetica è parte della nostra vita, una bellezza che ci circonda, ci rende sereni, le luci, i colori. Il nostro malato ha bisogno, come il medico in ambulatorio ha bisogno di non dover pensare ad altro, il nostro malato ha bisogno di non essere disturbato da ulteriori cose, tra cui rumori, luci noiose, cigolii o altro, perché già soffre per conto suo. Non aggiungiamo sofferenza alla sofferenza. Ora, la bellezza è un elemento fondamentale. Magari non riusciamo a costruire un ospedale come la Mayo Clinic, che all'ingresso ha i tappeti di Miro, eccetera, ma creiamo un ambiente bello, sereno, pulito. Questo favorisce certamente non solo la guarigione, ma anche proprio il benessere. Quindi, per favore, non mai la miseria. Mai. Grazie professor Ronco, per questo il medico che vorrei, da Ippocrate alle pillole di futuro che ci ha offerto anche